Sabina Magrini, direttrice del Museo Bodoniano di Parma. È un'altra grandissima realtà italiana sulla tipografia e su questa grandissima arte. Com'è la tipoteca che è stata visitata oggi dal gruppo di Confartigianato Nazionale Tipografi? Qual è la difficoltà in Italia di far emergere queste realtà straordinarie di valenza europea che sembrano però essere ignote anche nei territori dove vivono? La difficoltà è notevole perché, come è stato anche puntualizzato questa mattina, l'interesse degli italiani in genere va verso i grandi pittori, i grandi scultori, forse anche gli architetti, ma certo non si pensa a quelli che furono dei grandissimi artigiani ed imprenditori, come per esempio fu Giambattista Bodoni, al quale è intitolato il museo a Parma che dirigo. Tra l'altro è emblematico secondo me di questa difficoltà il fatto che il 2013 ha segnato i 200 anni della morte di Giambattista Bodoni e abbiamo organizzato per questo motivo una importante mostra con prestiti anche importantissimi dei Goya di Capodimonte per ricreare l'ambiente delle corti e degli intellettuali con i quali Bodoni lavorò, ma l'altro anno, il 2013, è stato anche il 50° della fondazione del Museo Bodoniano, ma è un anniversario che è passato in sordina. Perché? Perché il museo paradossalmente è chiuso per via della necessità di importantissimi lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico per garantire la sicurezza, da un lato. E dall'altro lato questo è in generale il problema grande della portare attenzione e vita a musei come questo della Tipoteca qui a Cornuda. Ora, questo è un esempio bellissimo di come un gruppo di persone affiatate, dei fratelli, una famiglia, ha saputo mettere su un museo e comunicarlo con un grandissimo spirito imprenditoriale e anche una certa libertà.